incontrano gli strumenti e nella storia musicale della Sardegna si incontrano anche gli artisti, si incontrano con esperienze diverse che hanno vissuto, esperienze di rock, di jazz, di tradizione popolare e insieme poi si uniscono per portare avanti un progetto. Quello di stasera si chiama NUR, come vedete è un progetto costituito da diversi elementi musicali e non, magari nel particolare li conosceremo più tardi. Adesso vi voglio subito presentare il primo brano che è Cantus Colores. Già il nome sa un pochino di toni forse importanti, di un messaggio pacifista, come mi dicevate prima, una filastrocca che i NUR vorrebbero dedicare a chi questa sera? Alla pace, molto semplicemente alla pace. Sembra, è un testo che è stato scritto tempo addietro, ma sembra che sia molto attuale di questi tempi, quindi lo dedichiamo ad una speranza di pace. I NUR. Che tu sos flor, che tu colores, que viven en paque, que na guerrare. Que tu sos valor, que tu semos noi, seguimos a ballare, propicia su momento, comente esos flores che si muoven in pare. Ando suento, sulla de su mare, sulla de esa terra, sa guerra io che guerra, che tappe la terra e balla posa paghe. Caso somine, pensa solo a guerrare, caso somine, pensa solo a packer male casa, notte, tenere in suo coro, ma che omine, pensa a zapaghe. Manda sa luna che splende finché non sa notte galana risposta sincera. Se non prendo una sa luna, gala su fuoco che arde di voi. Itte che ritte, voi itte che ratte, non te ne motivo su vostro parare. Casonnaio sdevra de son, scala su mano e pure su vono. Caso somine, pensa solo a guerrare, caso somine, pensa solo a packer male casa, notte, tenere in suo coro, ma che omine, pensa a zapaghe. Flore, che tu colores, che vive in paghe, che na guerrare. Che tu sos valor, che tu semos noi, seguimos a ballare, propicia su momento. Comente esos flores che si muoven in pare, cando suento sulla de su mare. Sulla de esa terra, sa guerra io che guerra, che tappe la terra e fa la prosa paghe. Che tu sos flores, che in tu colores, che vive in paghe, che na guerrare. Che tu sos
sus ballos, que tu somos noi, seguimos a ballare, propizio su momento. Momento esos flores que si mueven in pare, canto suento sulla de su mare. Sulla de esa terra, sa che raio che guerra, che da per la terra e fa la posa paghe. Che in tu colores, un pezzo dedicato alla pace, alla speranza di pace, Dio sa quanta ne bisogna averne in questo periodo. Massimo Loriga, baroniese con ascendenze galluresi, fa un po' da portavoce del gruppo dei Nur. Abbiamo detto prima con Ambra che è un gruppo che si è formato da diverse esperienze e stili di ciascuno di voi, ma il filo conduttore qual è, Massimo? Beh, il filo conduttore è sicuramente la passione per la musica sarda che ci accomuna, che ci ha accomunato fin dall'inizio. Tutti, come hai appena detto, veniamo da diverse esperienze, molto disparate, però ci siamo trovati in questo punto comune, ossia appunto la passione per la musica sarda, per quei suoni che magari poi abbiamo conosciuto da bambini e che ci piace suonare in tutte le occasioni. Quindi abbiamo unito la nostra passione per il rock, per il jazz e per altri generi con la passione di base che è quella appunto che ci accomuna per la musica sarda. Un etno rock, anche se la definizione può sembrare in qualche modo riduttiva, perché la vostra è un'esperienza, è un tentativo di aprirsi anche ad altri stili musicali, ad altre esperienze culturali del Mediterraneo. Beh, direi proprio di sì. Come avete potuto sentire anche in questo brano, ci sono delle sonorità che non sono propriamente sarde, e questo è appunto uno di quegli apporti che noi abbiamo utilizzato. Sembrava un po' country questo brano, anche perché abbiamo l'apporto di Vittorio, che è un noto bluesman non solo in Sardegna ma anche fuori, e niente, quindi ha assunto, diciamo, questo aspetto un po' countreggiante. Ecco Massimo, mi fa piacere avere un musicista come te qui oggi sul palcoscenico, con il quale discutere anche di un'altra cosa. Tu hai detto giustamente la tradizione sarda, ma anche l'apertura ad altri stili, ad altre esperienze. Questo è un po' il dibattito culturale dei giorni nostri in Sardegna, e cioè andare, non dico rinchiudersi in se stessi, ma andare alla ricerca ancora del patrimonio culturale nostro, o invece cederlo a piccoli pezzi a quelle che sono le altre esperienze, prendendo da loro magari l'ispirazione o altro. Il tuo punto di vista qual è? Il mio punto di vista è molto semplice. È sempre successo nella storia che i vari popoli si influenzassero a vicenda. Io dico, abbiamo la possibilità di mantenere le cose intatte in Sardegna, abbiamo tante persone che lavorano in questo senso, mantenendo la tradizione perfettamente intatta. Però dico che una cultura, per poter essere vitale, deve anche crescere in qualche maniera, quindi amalgamarsi con altre culture. Non penso che perda le sue caratteristiche, penso che si possa arricchire, e poi è importante esportarla, proprio utilizzarla come moneta di scambio, quindi in modo che chi viene in Sardegna trovi un posto particolare, diverso da altri posti che ci sono nel mondo, che possa trovare delle caratteristiche che lo possano interessare e intrigare. Questo sia dal punto di vista culturale, che quindi comprende anche ovviamente la musica. Bene, allora grazie a Massimo Loriga, grazie a Nur, che ritroveremo più avanti. In linea adesso ad Ambra, che vedo già nella platea.